Politica il giorno dopo il verdetto, il leader della Lega Matteo Salvini in Veneto a Treviso festeggia la conferma di Mario Conte che dice può ancora crescere. Prima conferenza stampa dopo la vittoria per Mario Conte, tra qualche giorno la nuova giunta che sceglierò per competenze, disponibilità e valori umani, non per il risultato elettorale. Equilibri nel centrodestra dopo il voto, non c'è stato il temuto sorpasso sulla Lega di Fratelli d'Italia, intanto Forza Italia spera nel secondo consigliere, per ora il vice sindaco uscente De Checchi è fuori. Il centrosinistra resa dei conti, critica Antonella Tocchetto, candidato scelto troppo tardi per affrontare una scelta così difficile, qualcuno nel PD non voleva che la sconfitta avesse la faccia del partito. Lo spoglio in diretta, le interviste ai protagonisti, i commenti, record di ascolti per la maratona elettorale di Antenna 3 che ha raccontato l'esito delle urne ai principali comuni al voto. Incidente mortale questa mattina sulla bretella di Pianzano che porta in A28 a perdere la vita un uomo di 91 anni di Colle Umberto, fatale forse un malore alla guida. Nella chiesa parrocchiale di Paese questo pomeriggio l'ultimo addio a Lino Pestrini e alla moglie Rosanna Trento, i coniugi uccisi a colpi di pistola dal fratello di lui, Massimo. Rubano la borsa ad una 86enne e poi vanno a fare acquisti con la carta di credito, denunciati 2 minorenni, è accaduto nel Montebellunese. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Ancora la politica in primo piano. Il leader della Lega Matteo Salvini a sorpresa oggi pomeriggio in Veneto in questo post elezioni, a Vicenza per ribadire il sostegno al candidato di centrodestra Francesco Rucco tra 2 settimane al ballottaggio, e a Cassugana per festeggiare la riconferma con il 65% dei consensi di Mario Conte, ed incontrare anche per la prima volta lo sceriffo Giancarlo Gentilini. Per Conte altri 5 anni da sindaco, ma dice Salvini la buona politica anche in regione va alimentata. Sentiamo. Devo dire grazie alla Lega di tutto il Veneto, perché 9 comuni su 9 riconfermati, più 6 strappati al centro-sinistra, più altri 7 vinti come coalizione, quindi devo dire che c'è una riscossa, una ripartenza che nell'arco di pochi mesi è bellissima, e anche a noi che siamo i leghisti al governo. Ero adesso al telefono con Roberto Calderoli che avrà l'onore e l'onere di portare a termine il percorso dell'autonomia. Insomma, il consenso dei trevigiani, dei vicentini, dei veronesi ci serve e ci aiuta. Cosa ti aspetta adesso da un sindaco che vince col 65%? Di fare bene quello che ha fatto per 5 anni, e quindi dal mio punto di vista tutte le infrastrutture che stiamo sbloccando in tutto il paese, anche a Treviso in Veneto, andranno avanti spedite, e poi mi aspetto che, come ha fatto in questi anni, faccia crescere una classe dirigente che sia il futuro di Treviso. La crescita di Mario Conte politica ci scommetterebbe? È una risorsa sicuramente. Si parla di un Mario Conte per il dopo Zaia. Adesso siamo al dopo Conte di Conte, quindi c'ha 5 anni davanti. Poi è chiaro che la tradizione di buon governo in regione andrà alimentata. C'è il discorso del terzo mandato in essere, su cui sia per i governatori che per i sindaci, su cui sono assolutamente disponibile a ragionare. Ci sono le province da reintrodurre elette direttamente dal popolo, come è giusto che sia, con poteri, denari e competenze, quindi diciamo che abbiamo dei mesi stimolanti davanti. E oggi prima conferenza stampa di Mario Conte dopo la vittoria, sotto la loggia dei 300, sul palco anche Luca Zaia, il segretario provinciale della Lega Dimitri Coin e Giancarlo Gentilini. Tra qualche giorno annuncia Conte la nuova giunta che sceglierò per competenze, disponibilità e valori umani, non per il risultato elettorale. Vedete, io ho iniziato la storia. Moderato il discorso. No, io ho iniziato la storia, e la storia viene continuata dai miei 2 pupilli partiti negli anni 90. È Giancarlo Gentilini a prendere la scena per primo dal palco allestito sotto la loggia dei 300 per la prima conferenza stampa di Conte dopo la vittoria. Il presidente della regione Zaia ringrazia il riconfermato primo cittadino e cita Vico con i corsi e ricorsi della storia.
Ci sono i momenti nei quali sei giù, io ho visto anche la Lega al 2,83%, l'ho vista al 38%, adesso dall'8% di settembre siamo al 17%. E dall'altro devo dire che noi ci sentiamo la responsabilità, me lo dice uno che ha preso quasi il 78%, di rappresentare anche quei cittadini, e Mario è stato votato a mani piene dai cittadini, che di certo, scusatemi, non militano nella nostra parte politica, ma hanno scelto la persona. Dopo la lunga notte di festeggiamenti, Mario Conte ringrazia tutta la squadra e lancia una frecciata allo sconfitto De Nardi. Il risultato si è visto, tant'è che siamo riusciti a prendere 2000 voti in più rispetto al 2018. Quindi significa che se c'è un tema legato all'astensionismo, quello è un tema che non riguarda noi, ma riguarda un'altra forza politica che evidentemente ha fatto delle scelte diverse che non convincono gli elettori tanto da non portarli a votare. Ora Conte si prenderà qualche giorno di riflessione per decidere la composizione della nuova giunta. Per quanto riguarda la scelta della squadra, le caratteristiche che gli assessori della nuova giunta dovranno avere è competenza, disponibilità e valori umani importanti al di là dei risultati ottenuti in questa tornata elettorale. Ci saranno delle riconferme, ci saranno delle novità, adesso nomi non ce ne sono ancora, però garantisco che metterò a disposizione della comunità trevigiana la miglior squadra possibile. Equilibri nel centrodestra. Dopo il voto non c'è stato il temuto sorpasso dai militanti del Carroccio sulla Lega di Fratelli d'Italia. Intanto Forza Italia spera nel secondo consigliere. Per ora il vice sindaco uscente De Checchi è fuori. Un risultato eccellente anche da parte di Fratelli d'Italia, che ha superato la doppia cifra. Siamo all'11,3. 4 consiglieri, insomma, credo che in una città fortemente leghista in cui i consiglieri uscenti sono fortemente radicati sul territorio, credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro e da qui si parte forte. Non c'è stato lo sfondamento che qualcuno si attendeva, ovvero il sorpasso sulla Lega, ma i meloniani trevigiani, più che guardare alle politiche di settembre, fanno riferimento alle comunali del 2018, quando erano all'1,5%. Qui dicono sta lo scarto. Oggi Fratelli d'Italia porta a casa 4 consiglieri, quasi certi Alberto Ciamini e Gloria Sernagiotto, i più votati accanto a Jennifer Gola e Guido Bertolazzi. Per il partito di Giorgia Meloni le soddisfazioni maggiori sono però arrivate dalla provincia, Nervesa, Istrana e Arcade su tutto. Dove siamo andati contro la Lega abbiamo vinto. È vero che è un discorso ciclico, capita a noi, capita a loro, adesso sta capitando a noi, quindi bene. C'è da dire che dove siamo andati in coalizione anche abbiamo vinto, per cui ecco, il centrodestra unito vince sempre, quando non è unito vinciamo noi, bene. Si sorride anche in Forza Italia, partito che fino a qualche tempo fa stava sparendo dalla geografia politica locale. La soglia non solo psicologica del 5% è stata superata. E partendo da risultati 5 anni fa molto bassi, nel nostro immaginario era quello di raggiungere almeno di fare il secondo consigliere, cosa che ancora non è ufficialmente conclamata e siamo fiduciosi e speranzosi che questo possa avvenire. Non si maturasse questa ipotesi, va da sé che siamo comunque soddisfatti perché il nostro consigliere l'abbiamo fatto, anzi Davide Acampora è stato tra i più eletti comunque, questo è un vanto per tutti noi. Se Davide Acampora quindi si rivela mister preferenza dei moderati, toccando quasi quota 500, chi rischia di rimanere fuori è il vice sindaco uscente Andrea De Checchi, anche se allo stato attuale non si può escludere nulla, nemmeno un incarico esterno. L'auspicio è quello che possa anche verificarsi questa opportunità, però il sindaco Mario Conte è una persona riflessiva, sa cosa vuole, sa cosa ha potuto dare il nostro vice sindaco e speriamo che ragioni di conseguenza. Ed il giorno dopo la sconfitta nel centro-sinistra è la resa dei conti. Antonella Tocchetto si toglie qualche sassolino dalla scarpa, candidato scelto troppo tardi per affrontare una sfida così difficile. Qualcuno nel PD non voleva che la sconfitta avesse la faccia del partito, dice. Sentiamo. Le considerazioni sono evidentemente quella di un riconoscimento di una sconfitta, di una larga vittoria da parte di Conte, a cui faccio di nuovo
le mie congratulazioni. Il giorno dopo la sconfitta Giorgio Denardi torna ad analizzare il voto e per l'opposizione punta sulla propria squadra, soprattutto sui giovani, ma la sconfitta del centro-sinistra, che vede un calo anche rispetto al 2018, brucia. Si toglie più di un sassolino dalla scarpa Antonella Tocchetto, che forte della lunga esperienza in Consiglio Comunale sperava in una sua candidatura. Io ho lottato con le unghie e con i denti, che non lo però so. non mi è stato concesso di candidarmi. Perché? Beh, bella domanda, perché allora una parte del Partito Democratico mi ha sicuramente sostenuto, devo dire la verità, un'altra parte però diceva che siccome la partita era impari era meglio perdesse uno di un'altra, diciamo così, formazione politica rispetto al Partito Democratico. Io sono ovviamente una combattiva e quindi questa cosa non è che mi piacesse molto. Tocchetto punta il dito contro Franco Rosi, Treviso Civica, primo sponsor di Denardi. Ha detto più volte che secondo lui comunque era meglio trovare un candidato civico, ma lui ovviamente è un civico per cui indubbiamente giocava a casa sua. E poi il ritardo di presentazione della candidatura di Denardi, nome sconosciuto ai più, solo pochi mesi prima del voto. O usciva dal Consiglio Comunale oppure partire tutti insieme almeno un anno e mezzo prima. Considerazioni che Denardi condivide solo in parte. Certamente il fattore tempo non ci ha aiutato perché insomma, abbiamo lavorato di fatto poco più di un mese in campagna per farci conoscere, perché partire da zero, noi comunque siamo soddisfatti come lista Denardi, abbiamo preso più del 4%, abbiamo superato anche Rocco per dire, il terzo polo, quindi per me è un ottimo risultato. Nel contesto generale ovviamente di una sconfitta. Parliamo ora delle preferenze, il dato non è ancora definitivo, c'è infatti il giallo della sezione delle scuole Carrer che ancora manca all'appello. Pare dei problemi tecnici abbiano costretto ad inviare gli atti all'ufficio centrale per il completamento delle operazioni, ma il dato non dovrebbe comunque cambiare di molto. Sono Alessandro Manera 747 preferenze e Marco Zabai 628 consensi, due candidati più votati di questa tornata elettorale. Alessandro Manera e Marco Zabai sono i due recordman di preferenze di questa tornata elettorale a Treviso. Assessore, braccio destro di Conte il primo, candidato nella civica del sindaco, esponente del PD il secondo. Una campagna elettorale in coppia con Carlotta Bazza, donna più votata in assoluto di queste amministrative. Sia Manera che Zabai portano a casa un tesoretto di consensi che vedremo nei prossimi giorni come si concretizzerà. Io intanto gli faccio i complimenti perché poi lui, cioè io anche da assessore, quindi diciamo sono stato anche un po' favorito, lo dico sinceramente, perché però è stato bravissimo, perché capisco anche quanto duro è dall'opposizione, senza essere in Consiglio Comunale, fare questo lavoro. Un impegno evidentemente premiato dagli elettori. Io nei miei referati avevo l'ambiente che diciamo 5 anni fa per un leghista era una cosa un po' a chi lo diamo, a lui. E quindi secondo me abbiamo portato avanti anche un'idea di mondo un po' diversa, di città un po' diversa, e abbiamo cercato di lavorare su questo tema, che è un tema che per molto tempo anche dal centrodestra è stato sottovalutato come un tema diciamo di sinistra o di centrosinistra, invece è un tema secondo me universale, trasversale. Era una sfida molto difficile, è andata come è andata. Noi riflettiamo anche sulla scarsissima affluenza che c'è stata rispetto al 2000. 7 punti percentuali in meno. Esatto, no? Che era già bassa comunque nel 2018. Ora Zabai pensa al lavoro dai banchi dell'opposizione. Purtroppo non è il risultato che noi speravamo in termini complessivi, però ecco, diciamo che noi porteremo in consiglio pare appunto 6 persone che lavoreranno duramente tutti assieme per costruire un'opposizione che sia anche nel nostro caso assolutamente costruttiva e oggettiva e propositiva, e che insomma voglia continuare a costruire quella che noi riteniamo essere necessariamente una proposta alternativa al governo di Treviso. Quello
Amico del Fu, terzo polo, è stato un insuccesso elettorale, un risultato al di sotto delle attese. Le teste pensanti che stanno a Roma ci avevano messo il carico da 90 proprio il giorno in cui veniva presentata la lista. La brusca e responsabile rottura del progetto riformista del Partito Unico però non spiega tutto. L'elettorato ha giudicato non essenziale l'apporto di un'alternativa moderata e liberale alla destra e alla sinistra anche a Treviso. Così in un post fortemente polemico il candidato consigliere di Azione Italia Viva Roberto Grigoletto, che lascia Palazzo dei 300. I candidati, aggiunge, hanno provato tutti a spiegare e a convincere coloro che in un'area di centro riformista si riconoscono. Sono tra questi, conclude, e spero che il cammino prosegua magari con nuovi protagonisti. E chiudiamo l'ampia pagina dedicata al voto nel comune capoluogo, andiamo in provincia a Vedelago, dove sono iniziate 2 nuove settimane di campagna elettorale in vista del ballottaggio. Si riparte da un risultato pressoché alla pari. Dialogare con le forze politiche rimaste escluse dal ballottaggio, ma soprattutto con i cittadini, poco meno della metà dei quali a votare non c'è andata. L'intento è comune da parte dei 2 sfidanti di Vedelago, il candidato del centrodestra Giuseppe Romano, che al primo turno ha raccolto il 44,41% dei consensi, e il civico Marco Perin, arrivato al 45,03%, anche se la lettura del risultato da parte loro è opposta. Ci davano per spacciati e invece siamo qui al ballottaggio. I loro sondaggi ci davano perdenti al primo turno e siamo qui. Per noi questo quindi è un grandissimo risultato. Sulla carta loro avevano già vinto perché avevano tutti i partiti dalla loro parte, però a Vedelago si è dimostrato che contano molto di più le persone. La mia lista ha preso il 32%, quasi il doppio dei voti dei partiti tradizionali. Io sono fiducioso, sono convinto che a Vedelago vogliono un sindaco che punti ai programmi e punti al rispetto delle persone e non un sindaco calato dall'alto. Dal ballottaggio sono rimasti fuori Fiorenza Morau del Partito Democratico con l'8% e un altro civico, Renzo Franco, con il 2,5%. E con loro i 2 sfidanti hanno avviato un dialogo. Io sono un civico ma faccio politica da tanti anni e ho mantenuto buoni rapporti con tutti. Quindi non esclude nulla? Non escludo nulla. E gli spazi, gli margini ci sono fra quel 46% di persone che non è venuto a votare e quello è sicuramente il primo invito che noi facciamo. Sicuramente parlare con tutti quelli che non sono al ballottaggio per capire se abbiamo punti in comune. Sicuramente ne abbiamo e oggi si ricomincia da zero fondamentalmente. Romano vuole rappresentare il cambiamento a Vedelago. Dopo 24 anni di amministrazione da parte di Perin, dovrebbe anche pensare che ci vuole un minimo di cambiamento, perché altrimenti noi possiamo sempre dire che la politica è la solita, se poi quando abbiamo l'opportunità di cambiare non la cambiamo. Beh, dico che io non ho fatto mai il sindaco e che se l'esperienza acquisita in questi anni è un difetto, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. E continua il nostro viaggio iniziato ieri pomeriggio nei comuni minori al voto, priorità al PNRR, ai lavori del nuovo municipio, così il nuovo sindaco di Mareno di Piave, Andrea Modolo. Oggi commentavo proprio con un sindaco che mi aveva chiamato per complimentarsi e cambia, è diverso, perché senti delle responsabilità che prima comunque vedevi, le cose alla fine che fai magari saranno anche le stesse con un po' magari qualche impegno in più, però proprio passando da un giorno all'altro senti sulle spalle delle responsabilità diverse. Conosce bene la macchina amministrativa Andrea Modolo, per 10 anni braccio destro di Gianpietro Cattai, prima assessore, poi vice sindaco, adesso sindaco. Modolo ha 49 anni, una moglie e 2 figli e un lavoro da ingegnere. A votarlo oltre il 90% degli elettori. La lista sfidante, però va detto, era di supporto, con l'obiettivo dichiarato di scongiurare il mancato raggiungimento del quorum, tant'è il risultato è più che soddisfacente. Per me importante invece sono i 3.131 voti presi dalla lista nostra che sono superiori e consolidano quindi il risultato di 5 anni fa, dove erano una cinquantina in meno. Numeri
Obiettivi raggiunti senza simboli di partito o segreterie alle spalle, questa è la linea sposata ormai da anni dai marenesi. Noi l'abbiamo sposata 10 anni fa quando era stato eletto il sindaco Gianpietro Cattai, poi riconfermato, e adesso ci sentiamo ancora più liberi, diciamo, da ideologie di partito che mai. Questo non significa assolutamente contrapporci, anzi noi dialoghiamo con tutti. Ultimare i cantieri e le opere in previsione, la priorità, comprese quelle del PNRR. Noi abbiamo da completare tutta una serie di opere avviate o in corso che stanno per partire. Abbiamo la piazza che spero nell'arco di un mese o due si completerà. Abbiamo poi delle opere importanti che stanno andando in gara in questi giorni con il PNRR, che sono l'asilo nido e il centro famiglia, opere complessivamente per quasi 4,5 milioni che vanno adesso seguite in maniera importante. Ecco, quando sarà pronta e operativa la sua squadra alla Giunta? Allora io conto in settimana di riuscire a comporre i nomi, adesso sentirò, mi incontrerò con i colleghi eletti e in settimana credo di poter chiudere in modo da poter convocare al più presto il Consiglio Comunale ed essere operativi. E ieri ascolti record per la maratona elettorale di Antenna 3, proseguita poi questa mattina con tutti i risultati e i commenti in diretta al voto. Il gruppo Media Nord-Est con Antenna 3 bis, record di ascolti registrato domenica nella lunga diretta in occasione della giornata conclusiva della 94esima adunata nazionale di Udine con la sfilata delle penne nere. Ieri nuovo successo di pubblico per la maratona elettorale iniziata nel pomeriggio e proseguita fino a tarda sera. Minuto dopo minuto abbiamo raccolto il verdetto dalle urne nei principali comuni veneti al voto, mostrandovi i volti e le voci dei protagonisti di questa tornata elettorale. Per tutta la giornata Antenna 3 è stata leader negli ascolti tra le emittenti locali, con un picco nel corso della serata quando dai seggi iniziavano ad arrivare i risultati definitivi, quando le nostre telecamere hanno raccolto a caldo le prime dichiarazioni del post voto del riconfermato sindaco di Treviso Mario Conte e dello sfidante Giorgio Denardi in un botta e risposta a distanza, e poi i commenti dei due ballottanti Francesco Rucco e Giacomo Possamai nella sfida di Vicenza che si deciderà tra 15 giorni. Dai comuni veneti alle vostre case, grazie ai nostri inviati che hanno raccontato in tempo reale la gioia dei vincitori e la delusione di chi dalle urne è uscito sconfitto, tra bottiglie stappate e abbracci. Ancora una volta, in occasione di appuntamenti importanti, Antenna 3 c'è con tutta la sua squadra e voi con lei, in un continuo reciproco scambio di fiducia per una nuova ennesima sfida vinta. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi perché tra pochissimo avremo numerose altre notizie di cronaca della giornata di oggi. Eccoci nuovamente in diretta con il TG di Treviso, la cronaca, incidente mortale questa mattina sulla bretella di Pianzano che porta in A28 a perdere la vita un uomo di 91 anni, forse un malore fatale alla guida. I segni dell'impatto micidiale sono stati visibili per tutta la mattinata lungo la bretella che porta all'autostrada 28 tra i comuni di San Fior e Godega di Sant'Urbano, teatro dell'ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca. Stavolta a perdere la vita un uomo di 91 anni, Cirillo Gava, residente a Colle Umberto con la famiglia, ma originario di Cordignano. Lo scontro frontale dopo le 9 tra l'auto di Gava e un furgone di una ditta di giardinaggio che procedeva in direzione opposta. Nonostante l'intervento immediato del SU M118, anche con l'elicottero decollato dal Cafoncello di Treviso, per il 91enne non c'è stato nulla da fare. Il conducente del furgone, a sua volta ferito ma in maniera non grave, è stato portato in ospedale a Conegliano. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento coneglianese e i carabinieri che, supportati dal comando della polizia locale di San Fior, hanno svolto i rilievi di legge. Sembra che a invadere la corsia sia stata l'auto guidata dall'anziano, forse colto da malore. Era persona nota in paese, la vicinanza va a moglie e ai figli e a tutti quanti coloro l'hanno conosciuto. In attesa di conoscere l'esatta dinamica dell'incidente, sono comunque fatti che lasciano un segno. Dal sindaco di Colle Umberto un invito a evitare giudizi frettolosi, magari basati sull'età dell'automobilista, descritto come attivo e molto lucido. Dovessi andare a considerare la mera età anagrafica, sono molti di più i giovani che hanno il cellulare alla mano che non le persone
over 60, over 70 che alle volte hanno una guida più attenta rispetto alle nuove generazioni e a tanti anche della mia generazione. La bretella è stata riaperta dal personale di Autovie Venete poco dopo mezzogiorno. Con la morte di Gava sale a 20 il bilancio delle vittime sulle strade trevigiane dall'inizio dell'anno. E forse la pioggia caduta abbondante anche oggi e che ha reso viscido l'asfalto è stata la causa anche di altri incidenti che si sono verificati sulle strade della Marca. A San Biagio di Callalta, lungo la Postumia, scontro tra 3 auto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12. 3 persone sono rimaste ferite, 2 portate in ospedale, non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto il SUEM 118, i vigili del fuoco che hanno estratto le 2 persone rimaste incastrate. Ed un altro incidente si è verificato oggi pomeriggio alle 14 in via Castellana a Treviso, scontro tra 2 auto, 3 persone rimaste ferite. Anche qui sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. E oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Paese l'ultimo saluto a Lino Pestrin e alla moglie Rosanna Trento, i coniugi uccisi a colpi di pistola dal fratello di lui. Le bare, una accanto all'altra. Paese si è fermato per l'ultimo saluto a Lino e Rosanna, uccisi a colpi di pistola. Il silenzio squarciato dal pianto e dalle troppe domande che non trovano una risposta. Uccisi per mano del fratello Massimo, uccisi senza un perché. Le parole di Don Giuseppe, che ha concelebrato assieme al parroco di Casacorba, Don Moreno De Vecchi. Non siamo da soli nel cammino della vita. Alla misericordia di Dio affiniamo oggi Rosanna e io. La speranza e la preghiera del nostro cuore è quella che anche noi possiamo usare misericordia e perdono per quel gesto criminale e scellerato che è stato commesso, ma sulla cui motivazione può vedere bene solo il Signore, perché noi non riusciamo a comprendere e giustificare. La chiesa gremita di gente, i familiari ancora attoniti di fronte a tanta violenza. Massimo Pestrin, fratello di Lino, da tempo abitava nella casa dei coniugi. Quel tragico giorno è esploso 14 colpi, freddando Lino e Rosanna. Oggi c'è solo il dolore. Questa via di croce la stanno vivendo anche le loro famiglie, fratelli e sorelle di entrambi, la mamma di Rosanna, i nipoti. Croce ancora più dolorosa, perché è nata nell'ambiente familiare, dove viene spontaneo fidarsi dell'altro. Nelle case, dice Don Giuseppe, ci sono inquietudini, timori di cui a volte ci si accorge troppo tardi. Sulle bare le foto di un momento di gioia, Lino e Rosanna sorridenti, abbracciati, insieme felici come lo erano sempre, fino a quel drammatico giorno. 2 famiglie distrutte che oggi non riescono nemmeno a parlare, gli occhi fissi sulle bare e lo sguardo perso nel vuoto di chi non vuole e non può accettare. È stato trasportato all'ospedale di Padova. L'operaio 21enne di Altivole è rimasto coinvolto ieri in un'esplosione in un capannone della carrozzeria in cui stava lavorando. Il giovane, che ha riportato ustioni su oltre il 30% del corpo, è stato prima portato all'ospedale di Castelfranco, poi questa mattina trasferito con l'elicottero al centro grandi ustioni di Padova. L'incidente ieri, secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava ripulendo della benzina a terra, benzina che per cause ancora poco chiare ha preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto i pantaloni, il ragazzo è riuscito ad uscire e a gettarsi in una vasca d'acqua. E tragedia in Messico, il 47enne Luca Bottin è morto per un malore durante un viaggio di lavoro. È stato trovato esanime nella sua stanza d'albergo mentre si trovava in Messico per lavoro. Luca Bottin, 47enne di Villa del Bosco di Correzzola, ma da qualche tempo residente nel Trevigiano con la famiglia, è stato ritrovato senza vita dai colleghi che, non vedendolo arrivare, sono andati a cercarlo e lo hanno trovato morto nel letto della sua stanza d'albergo. Bottin, forse deceduto per un malore che lo ha colto nel sonno. Si trovava in Messico da qualche giorno per fare visita alla filiale locale della multinazionale per cui lavora. Le pratiche per il rimpatrio della salma sono già state attivate. Nei prossimi giorni verrà fissata la data e il luogo del funerale.
Ed è stata ritrovata oggi pomeriggio alle 5:30 la donna che si era allontanata la notte del 15 maggio da Sernaglia della Battaglia. A riconoscerla in strada in comune di Fara di Soligo un uomo di 79 anni residente in zona e nostro telespettatore che l'ha individuata dopo aver visto la foto trasmessa nel corso dei telegiornali di ieri. La nostra emittente, accanto a altri organi di informazione, era stata tempestivamente allertata con la collaborazione dei familiari da prefettura, forze dell'ordine e soccorritori. Le condizioni della donna sono discrete, ora è stata affidata alle cure dei sanitari. Ed ancora cronaca, hanno rubato la borsa ad un 86enne e poi hanno tentato di fare acquisti con la carta di credito. Denunciati 2 minorenni, è accaduto nel Montebellunese. Hanno approfittato di un attimo di disattenzione di un'anziana di 86 anni per portargli via la borsa. È accaduto lo scorso 2 maggio. Si tratta di 2 minorenni del Montebellunese. I giovani, dopo aver prelevato i contanti all'interno del portafoglio, hanno effettuato alcuni prelievi fraudolenti con la carta di credito della vittima. Hanno tentato anche di acquistare alcuni capi di abbigliamento in un negozio della zona, non riuscendoci fortunatamente per il blocco del titolo da parte dell'anziana. I 2 sono stati individuati e identificati dai carabinieri. Per loro è scattata una denuncia per furto con destrezza. Rintracciata e arrestata dai carabinieri di Montebelluna anche una 33enne bolzanina che dovrà scontare 1 anno e 3 mesi a seguito di una condanna per furti aggravati ad esercizi commerciali e indebito utilizzo di carte di credito, reati commessi nel capoluogo altoatesino fra il 2008 e il 2014. Addosso aveva uno strumento per affilare coltelli della lunghezza di circa 30 centimetri. I carabinieri nel corso di un controllo hanno notato un gruppetto di giovani in via Castagnole a Treviso. Quando si sono avvicinati hanno trovato il 17enne di origine kosovara in possesso dell'oggetto. Il giovane è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Non solo, ma è stato anche trovato e sequestrato un coltello a mezzaluna rinvenuto a terra dai militari poco distante da dove si trovava il gruppetto di giovani. Ancora un caso di un vigneto danneggiato nella Marca. Questa volta è accaduto in via delle Grazie a Casale sul Sile. 4 filari di vitigno sono stati tagliati da ignoti nei giorni scorsi all'interno di un'azienda agricola. A dare l'allarme ai proprietari che hanno avvisato i carabinieri che ora stanno indagando sull'accaduto. Ed ora l'ondata di maltempo che si è abbattuta su queste ore anche sulla provincia di Treviso, pioggia e vento, molte le richieste di intervento ai vigili del fuoco. L'intervento più grave a Oderzo in via Verdi, dove il vento ha spezzato il ramo, ecco lo vedete nelle immagini, di un albero, un grosso ramo che è finito sulle auto in sosta. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco di Motta di Livenza che hanno rimosso il ramo e messo in sicurezza la pianta pericolante. Ed ora una notizia di sport. La Marca e il Veneto in festa per il 5° scudetto consecutivo nel volley femminile della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che in un palaverde affollatissimo ha battuto ieri sera in gara 5 la Vero Volley Milano 3-1, risultato finale per la compagine guidata da coach Santarelli, che ha perso il primo set recuperando poi nella seconda parte della gara. E sul punto vincente nel palazzetto di Villorba è esploso l'entusiasmo della tifoseria. I cambiamenti della scorsa estate non hanno quindi impedito alle coneglianesi di vincere anche quest'anno il campionato. Una stagione decisamente positiva, visti i 4 trofei conquistati: Supercoppa, Coppa Italia e Mondiale per club, oltre al tricolore. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Guai in vista per la riqualificazione dell'area ex Agip nel quartiere di Balderica a Belluno per l'attuazione del progetto che prevede principalmente l'insediamento di un nuovo supermercato e un'area verde. È necessaria una variante al PRG, lo segnalano la provincia e i consiglieri di Insieme per Belluno, che chiedono al sindaco di sottoporre l'operazione al consiglio comunale. Che il PRG non prevede quell'area.
e quindi bisogna tornare in Consiglio Comunale. Questo è quello che noi chiediamo. Secondo noi è invariante, perché appunto si cambia la destinazione di un'area, la destinazione urbanistica di un'area, e questo è compito del Consiglio Comunale con una variante apposita. Fermi tutti, chi pensava che bastasse la richiesta di approvazione di piano urbanistico attuativo in via Vittorio Veneto per la cosiddetta riqualificazione dell'area ex Agip potrebbe avere fatto i conti senza l'oste. La cosa parte dalla dichiarazione, dalla determinazione dell'ambito dell'area di degrado, che risale a circa un anno fa e sulla quale noi come gruppo consigliare allora, pur essendo di maggioranza, votammo contro insieme ad altri gruppi di minoranza. Oggi però la questione ha assunto un significato diverso, perché la determinazione dell'area di degrado non basta a risolvere il problema di destinazione e quindi per la realizzazione del progetto è necessaria una variante al PRG che non prevede quell'area. Lo chiedono i consiglieri del gruppo Insieme per Belluno Bene Comune. L'atto secondo noi deve tornare in Consiglio Comunale, soprattutto perché da un lato ci teniamo anche a dare dei segnali forti di sostegno alle realtà più piccole e quindi pensiamo che non sia il caso di continuare a far proliferare delle grandi strutture di vendita, e poi soprattutto in quel posto lì già congestionato. Ci sono altre aree della nostra città che necessiterebbero di questo tipo di strutture, non certo via Vittorio Veneto. Come sia stato possibile accettare la richiesta dei privati di approvazione di un altro piano attuativo del PRG che, come scrive a chiare lettere anche la provincia nel suo parere, essendo attuativo non può prevedere una modifica della classificazione dell'area attualmente senza destinazione commerciale, resta tutto da capire. Non è escluso che possano essere richiesti approfondimenti d'altra natura. La parola ora passa al sindaco De Pellegrin, chiamato a rispondere all'interpellanza durante la riunione del prossimo Consiglio Comunale. Il processo che noi abbiamo individuato sulla base delle fonti normative comporta anche poi la possibilità per i cittadini di proporre delle osservazioni, di fare delle osservazioni che poi naturalmente saranno valutate dall'amministrazione comunale. È positivo il bilancio dell'attività svolta dagli agenti della Polizia Locale di Belluno nelle scuole cittadine. Sentiamo. 5 agenti oltre ad un ufficiale per un totale di 80 ore di lezione. Il progetto di educazione stradale nelle scuole di infanzia, elementari e medie del capoluogo è un percorso non solo di educazione stradale ma anche di prevenzione e di rispetto della legalità. Lo hanno spiegato questa mattina l'assessora all'istruzione Roberta Olivotto e il comandante della Polizia Locale di Belluno Antonio Codemo. Un'attività importante che insegna ai ragazzi le regole da rispettare nella strada e che devono mettere in pratica quotidianamente. Familiarizzare con l'uniforme e i suoi strumenti, paletta, fischietto, distintivo, cappello, conoscere i compiti svolti dall'agente di polizia locale che è fra i principali interlocutori dei cittadini per risolvere problemi, dare informazioni e nel caso sanzionare comportamenti illeciti. Un'attività doverosa e importante che contribuisce a formare i giovanissimi garantendo loro un primo approccio al codice della strada e alle norme di civile convivenza. È un progetto che ci ha dato grande soddisfazione perché i ragazzi hanno dimostrato una forte attenzione e una voglia di imparare e di poter mettere in pratica nel più breve tempo possibile gli insegnamenti che sono stati dati a loro. Oltre a questo tipo di attività, la Polizia Locale di Belluno sarà impegnata il prossimo 28 maggio al mattino in Piazza Duomo per condividere il progetto anche con i genitori che potranno testare assieme ai bambini l'evoluzione dell'attività, dalla teoria alla pratica lungo un mini circuito attrezzato per le biciclette. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre al nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione debole in questa giornata. Il ciclone mediterraneo continua a condizionare il tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 17 maggio. Sul Veneto avremo piogge e temporali che bagneranno gran parte del territorio. Tuttavia, in genere non saranno di forte intensità. Fenomeni sparsi e intermittenti e dalle ore centrali anche in diradamento.
Temperature in locale variazione, minime tra 11 e 13 gradi, massime invece comprese tra i 16 e i 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo precipitazioni un po' ovunque, deboli sulla costa dove soffierà bora forte con raffiche anche intorno agli 80 km/h a Trieste. Temperature minime sui 12-14 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancheranno rovesci sparsi, tuttavia saranno in esaurimento con il passare delle ore. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime sui 18-20 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.